Nella precedente intervista lei si è soffermato più volte sul concetto dell'amore dei genitori per il proprio figlio. Qual è il ruolo dei genitori e come può essere messo in campo o comunque ricoperto il ruolo dei genitori? Partirei proprio dall'ultima domanda. E fare i genitori naturalmente non è semplice, anzi si dice che il mestiere dei genitori sia il mestiere più difficile del mondo. La domanda che io mi faccio: oggi i genitori, in una società così complessa come la nostra, sono preparati a fare i genitori ed affrontare anche talvolta le grosse problematiche o le piccole problematiche portate dai figli? Se andiamo a vedere quanto sta succedendo, sembra che i genitori non siano preparati, non abbiano avuto quella preparazione necessaria per poter svolgere fino in fondo questo tipo di ruolo. Io mi domando, e allora cosa bisognerebbe fare? Indubbiamente bisognerebbe preparare i genitori. Se noi fossimo in Svizzera e lei volesse avere un cagnolino in casa, le viene chiesta la patente, cioè di avere un minimo di abilità per poter gestire il cagnolino, l'animaletto in casa. Qui noi ci troviamo con dei bambini senza avere delle patenti, senza avere una preparazione, e il bambino invece ha bisogno di genitori preparati, di genitori che si sanno relazionare con lui, che sanno comprenderlo, capirlo, in modo particolare educarlo. Che cosa vuol dire educare? Che sanno mettere il bambino nelle condizioni per dare il meglio di sé. E questo è molto importante, perché l'educazione non è conformarsi a una regola, ma è naturalmente dare vita a un sogno, perché ogni bambino porta dentro di sé un sogno che è la sua proiezione nell'avvenire, e noi dobbiamo sostenerlo in questo, perché è lì che trova la sua motivazione per vivere, per esistere e per essere anche membro attivo dell'umanità nella quale vive. Secondo lei la società sostiene quella che è la genitorialità o comunque quali strumenti dovrà mettere sempre in maniera maggiore in campo in futuro? Non è assolutamente, mi permetto di dirlo in maniera molto esplicita, non è assolutamente la genitorialità oggi sostenuta, aiutata, preparata. I genitori non sono preparati a svolgere il loro ruolo. Quello che la società oggi fa è di dare un supporto in caso di difficoltà. C'è una patologizzazione, cioè si guarda in termini patologici, c'è un problema, allora si va nel servizio per affrontare, dal professionista per affrontare il problema. Ma la vera questione è che il genitore non è preparato, non ha tutti gli strumenti per fare il genitore. Al che la società, perché questo è un problema istituzionale, se il genitore fa bene la sua parte di genitore e quindi dà quella formazione, perché il genitore si occupa proprio della formazione della personalità del bambino, lui concorre a delineare le linee portanti dello sviluppo della sua personalità. Quindi se il genitore fa bene la sua parte, forma il bambino in maniera armoniosa, forma il bambino in maniera competente, è chiaro che poi il ruolo successivo che verrà coperto dalla scuola, che non è tanto un ruolo di educazione, ma che è un ruolo di istruzione, sarà più facilitato, cioè il bambino sarà preparato, pronto a vivere in pieno questo tipo di esperienza. Se il bambino invece non è preparato, non è formato, non è equilibrato, non è competente, arriva alla scuola con delle lacune che devono in qualche maniera essere coperte da parte di coloro, gli insegnanti o degli assistenti, dipende adesso dal tipo di scuola, che si fa carico del bambino. Ma così non può funzionare. Gli strumenti devono essere dati ai genitori. Addirittura uno scienziato americano definisse i genitori i veri ingegneri genetici.
Questo per dire quanto importante sono i genitori. I genitori sono insostituibili e di questo la società dovrebbe prendere nota e dovrebbe comprendere ancora di più il ruolo svolto dalla donna, perché da come è educato il bambino, da come è formato il bambino, dipende il futuro della società.